Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è finalmente tempo di campionato, è la Serie A2, la prima giornata del campionato 25-26, di fronte questa sera il Seregno e il Y Sport Valdagno, la formazione B del Y Sport Valdagno in questo torneo, questa cadetteria che si apre dopo aver visto le 10 giornate di Coppa Italia. Le 8 giornate di Coppa Italia nelle quali le due squadre hanno mantenuto una gestione del torneo in maniera alquanto differente. Sono 10 giornate e 8 partite, ovviamente, non mi veniva l'espressione. eh, per il Valdagno e questo Seregno che si sono incontrati 6 giorni fa, perché era domenica scorsa, la vittoria del Valdagno per 3-2, una classifica che la formazione allenata da Dario Rigo ha chiuso con 4 vittorie e 4 sconfitte con 12 punti, qualificato il Correggio a quota 21, il Trissino a 18, poi a 7 il Montebello, a 1 il Seregno che ha pareggiato la prima, ha incassato 7 sconfitte consecutive, un paio di infortuni eccellenti, quello di Luca Vaghi e quello di Capitan Fiazza che è stato fuori praticamente quasi tutta la manifestazione, e poi la squadra che ha perso 1-0 a Trissino domenica l'altra, quindi 15 giorni fa, e a un minuto dalla fine, e 3-2 a Valdagno a 12 secondi dalla sirena conclusiva, quindi due partite molto combattute. Seregno, il difetto principale è il gol, è inutile girarci intorno, 8 partite e 16 gol, il peggior attacco della, del girone della prima fase della Coppa Italia, a cui comunque ha fatto contro una difesa sicuramente più positiva, solo 37 i gol subiti non sono per niente tanti, e quindi Seregno che deve produce tanto ma segna poco. Questo è la parte, diciamo, l'aspetto così negativo dei ragazzi di Luca Giaroni, che si presentano a questa Serie A2 che vede nel girone nord, a differenza dell'anno scorso in cui vi erano 4 emiliane, solo una squadra emiliana, cioè il Correggio, 8 trasferte in Veneto. Di fatto della zona 1 il Seregno è l'unica contendente ormai da anni nella Serie 2, almeno dagli anni in cui non c'era il Pieve 010 Cremona. Intanto vi leggo velocemente le formazioni. Parto dal Valdagno che ha tra i pali Checchetto con il numero 3 Busato, col 7 Cocco, col 9 Vallortigara, con il 25 Cunegatti che è ovviamente il secondo portiere, il 24 Nel Fosco, il 67 Vizzero, col 68 Baucrisciotti, col 93 Crosara, l'allenatore è Dario Rigo. Il Seregno che ha a Reggio tra i pali il suo subalterno è Uboldi, con il 2 Velasquez, il 3 Fiazza, 7 Tessarolo, il 9 Lazzari, il 14 Colombo, il 30 Vaghi, il 33 Tremolada, il 36 Febo, l'allenatore Luca Giaroni. Gli arbitri sono Andrea Davoli di Modena e l'ausiliario Gabriele Marini di Lodi. Questi i protagonisti in pista. 20:45, Seregno come al solito in mega ritardo, e Davoli lo vedete qui sotto con Gabriele Marini che aspettano, insomma, l'arrivo della formazione di Luca Giaroni. Ecco le immagini di Mauro Tettamanzi al cameraman, con Matteo Corbetta alla regia. Questo è Andrea Davoli, emiliano, l'arbitro simpaticissimo, fischietto che abbiamo visto anche spesso impegnato in grandi competizioni italiane e non solo. Adesso attendiamo il Seregno che arrivi. Di là Dario Rigo che si sta passando la mano dai capelli. Due chiacchiere, insomma, con Darione, è sempre un personaggio fantastico. Lo vedete nascosto un po' dal vetro. Ecco, adesso la sagoma si muove nell'inquadratura, eccolo lì.
Dario, classe 70, capitano della nazionale, campione del mondo del 1997 a Wuppertal e campione d'Europa all'Odi 90. Questi i due tra i successi, una decina di scudetti, anzi 10 scudetti. L'unico, invece, quando parlo di storia, l'unico ad aver vestito la maglia dell'Isseo La Corugna, l'unico giocatore italiano ad aver vantarsi di aver vestito la camiseta blanco-verde. Nella parte Seregno questa sera c'è anche un ex Enea Pasquale che è fermo in questa prima parte di stagione, ma rientrerà proprio a gennaio a rinforzare la formazione valdagnese. Campionato di Serie A2 con in pista Trissino e Sandrigo, che al momento la formazione sandricense sta vincendo per 3-0 con i gol di Marco Poletto, Lazzarotto e Jacopo Geremia. Veramente una bella squadra, quella del Sandrigo, con Brendolin e anche insomma Calle, che è un ragazzo molto promettente. Poi Roller Bassano Montecchio tiene Montebello, e domani alle 18 Roller Recoaro Correggio. Roller Recoaro ha la sua prima stagione in Serie A2, squadra che ha veramente una grande bagaglio di esperienza, insomma Alberto Greco e Peripolli, per dire due che hanno vestito la maglia delle nazionali giovanili italiane di altissimo livello. Sono le 20:48, siamo in netto ritardo, quindi il Roller Recoaro sarà una delle protagoniste, squadra, vi dicevo, molto, molto esperta, ma non c'è una squadra materasso come l'anno scorso il ripescato Pico Mirandola, che poi alla fine perse tutte e 20 le partite che giocò, e quindi finì a 0 punti il Pico. Invece poi il Seregno si salvò e l'Amatori Modena fu la seconda, retrocessa dalla Serie A2 scorsa. Quest'anno invece c'è l'introduzione dei play-out che coinvolgono il girone A e il girone B. La stagione finirà non più a fine aprile ma a fine maggio, nel caso si finisca nel vortice del play-out o dei play-off per la promozione. Saranno equilibri veramente flebili, come raccontava Luca Giaroni nella sua intervista rilasciata ieri. E di come vede una squadra, un Seregno sicuramente in ascesa. Insomma, i punti principali dell'intervista di Giaroni, che avete trovato sui social Facebook e Instagram del Seregno, dove insomma definisce insomma una prima parte di stagione sicuramente negativa sotto l'aspetto della classifica, ma una squadra che nelle ultime 3 partite ha dato ampi segnali di crescita, e in questo che sarà una Serie 2 equilibrata, con 2 nette favorite come tiene Correggio e con altre 7 contender che possono ben figurare. È una serie di partite che si prospettano assai equilibrate. Seregno che sa quali sono le difficoltà che si prospettano, insomma conoscono il livello è conosciuto il livello degli avversari, e sappiamo che l'asticella si alzerà ulteriormente con il passare delle giornate. Insomma, il Seregno ha lavorato per essere pronto all'appuntamento. Ragazzi sereni, concentrati, vogliosi di lasciarsi alle spalle questa prima parte di stagione. Aspetta subito una partita complicatissima. Li abbiamo affrontati domenica, conosciamo bene, ben allenati, corrono, pressano e sanno stare bene in pista, e renderanno sicuramente difficile la vita. Seregno che adesso si è schierato. Benvenuti e bentornati a tutti al Palazzo Maschini per questa prima giornata di campionato in Serie A2, dove si affronteranno Seregno contro Valdagno. Formazione ospite: 25 Cunegatti, 3 Musato, 7 Cocco, 9 Vallortigara, numero 15 Checchetto, portiere capitano, numero 24 Refosco, 67 Niziero, 68 Bautrisciotti, 93 Crosara, allenatore Rigo Dario. Formazione di casa: numero 12 Reggio portiere, 2 Velasquez, 3 Piazza, 7 Tessarolo, 9 Lazzari, 14 Colombo, 30 Vaghi, 33 Tremolada, 36 Bembo, 18 Boldi portiere, allenatore Luca Giarone.
Arbitro Andrea Davoli, ausiliario Gabriele Marini. Grazie a tutti, buona partita, buon divertimento. Ho sentito le formazioni di questa sfida. Siamo in ritardo di 7 minuti, abbondante, non conosco le motivazioni. E dunque si parte con lo starting 5, Checchetto, poi con il numero 3 Busato, con il 24 Re Fosco, c'è Pietro Crosara e c'è anche Mattia Cocco, Leonardo Reggio, Mauro Fiazza, Marco Tremolada nello starting 5. Gioele Lazzari, per lui è un derby personalissimo, e Luca Vaghi, starting 5 con 4 seregnesi su 5, squadra tutta italiana, 4 seregnesi su 5, di cui un 2009 come Luca Vaghi. Quindi in panchina ad esempio parte Velasquez, quindi potrà entrare a giochi rotti e cambiare un po' le carte in tavola con il suo dinamismo difensivo. Pietro Cosara, attaccato da Lazzari, recupera la prima pallina Lazzari, rifinisce per Marco Tremolada, autore di un'ottima prestazione proprio domenica a Valdagno e di un gran bel gol con un paio di ganci, una palla a battere sotto la traversa, un ottimo Checchetto. Qui Vaghi un po' morbido con un passaggio orizzontale pericolosissimo, Vaghi pattina dietro e non finisce il movimento. Intanto Lazzari bravo a recuperare la situazione, Vaghi a una mano, si libera Cocco, troppo poco cattivo Luca Vaghi, qui non ha cercato il tiro al volo e ha tenuto la pallina un po' troppo lontano dal corpo. Qui scivola invece Mattia Cocco, pista che è stata, lo sapete, il parquet di Seregno è nuovo, chiaramente ha avuto dei piccoli problemi di assestamento come accade sempre, è stata rifinita e definitivamente sistemata, adesso è veramente una delle migliori piste tra A1 e A2. Marco Tremolada fa protezione, gira dietro porta, viene attaccato da Busato, a una mano molto bene sul secondo palo Checchetto, il primo intervento della partita, iniziativa personale molto importante di Marco Tremolada, fisicità, tecnica, occhio perché Lazzari qua va a contrastare Busato, arriva Fiazza che tocca stecca contro stecca, il rumore si sente fin qui. L'intervento è corretto da parte di Andrea Davoli, punizione per il Valdagno e dunque Cocco con il Re Fosco in profondità per Pietro Cosara, che è un po' il metronomo di questa squadra. Ancora Busato, Cosara, giocatore veramente molto intelligente con un gran senso dei tempi e dei ritmi da dare alla partita. Adesso esce un po' lento il Seregno dalla propria metà pista, non c'è velocità, si riparte da lontano. Marco Tremolada e il gioco per Lazzari, Tremolada spazio per preparare il dritto, non riesce, va da Fiazza che invece tira, non c'è copertura, attenzione sul rebound, Vaghi, ancora Checchetto, seconda occasione sulle stecche dei giocatori seregnesi che sono sicuramente partiti molto bene in questa partita. Ora Marco Tremolada e Lazzari, poi Fiazza e ancora Vaghi. Conclusione da lontano, palla larga e Crosara che va da questa parte, è un 1 contro 3, deve per forza rientrare, chiude molto bene Tremolada che poi si invola, c'è Fiazza, Crosara ha perso la stecca e scusate Cocco, Re Fosco, il pattino di Lazzari, bravo a frapporsi tra Re Fosco e Leonardo Reggio. Lazzari va lungo di sponda, però Tremolada serve inavvertitamente Re Fosco e quindi Seregno che ha un'azione difensiva quasi gratuita. Cocco e Busato, una sorta di giro a tre che in realtà non si conclude. E dunque falli di squadra, sempre 1 contro il Seregno. Cocco, Crosara e
Refosco, centrale, finta rovescio, gran bella conclusione, carica in breve tempo, fa uscire un bel rovescio che si spegne alla destra della porta di Leonardo Reggio. Bravo a coprire Fiazza, intanto Fiazza fa tutto bene, la palla resta lì, lotta Vaghi che è fondamentalmente la prima punta in questo momento del Seregno, quantomeno uomo d'area. Avete già visto in un paio di situazioni lottare, prima su una pallina, adesso su un rebound, esce da dietro porta Cocco, Tremolada se lo fa sfilare ma poi chiude ancora il Seregno. Ancora Refosco per Cocco, adesso i ritmi si sono alzati, 5 minuti scarsi sono stati sufficienti così per scaldare i motori. Finora due occasioni importanti per il Seregno. Ancora Lazzari e ancora palla recuperata per i padroni di casa con Lazzari che alza la testa, va con una pallina che riesce a stoppare Tremolada, palla che saltava ma che Tremolada contiene molto bene. Lazzari centralmente non riesce a saltare i tre avversari che gli si pongono di fronte, verticale molto bene Tremolada per Vaghi che sale a dare una linea di passaggio. Stesso lavoro fa Lazzari in mezzo alla pista, adesso prova con questo gioco ragionato, l'idea di Tremolada non era male e il problema è che Lazzari si è voltato con le spalle alla balaustra proprio nel momento in cui è partito il passaggio di Tremolada e quindi palla persa e Valdagno che va di là. Ora Cocco in questa pallina molto bene, bravo Crosara a girare in primis per Busato, palla 2. Avete visto Crosara come ha girato subito al volo la pallina in mezzo. Valdagno con un sempre ottimo senso del tempo e della posizione del compagno, mentre c'è già Febbo pronto sul cancelletto. Crosara Fiazza, attenzione, gran pallina, Vaghi fa sedere Checchetto a mezza porta vuota ma alza troppo toccandola con la punta della stecca. L'occasione più grossa è la terza occasione del Seregno, che poi interviene Vaghi, fallo di squadra. E dunque un Seregno che parte bene con 3 occasioni in questi primi 6 minuti e 10. E quindi la più importante con Vaghi. Adesso Busato. Sempre Crosara, va da Cocco, si sposta Refosco per un blocco laterale, taglia molto bene Crosara, Fiazza arriva, un passaggio troppo lungo ma molto intelligente perché Crosara aveva fintato un blocco, poi ha tagliato nella difesa seregnese un po' ferma. Adesso Fiazza recupera questa pallina e poi va a pressare su Pietro Crosara e recupera Marco Tremolada. Vaghi, Fiazza e Lazzari, parte da lontano ancora Lazzari, Checchetto che respinge, ha cercato una piccadigna Gioele Lazzari, molto ispirato il numero 9. Conclusione, palla fuori, punizione per il Valdagno, mentre entra Febbo. Esce Marco Tremolada, squadra meno fisica con un filo in più di attitudine difensiva. Adesso Crosara, non c'è spazio, Fiazza è aggressivo, Lazzari sale, Valdagno rientrato a metà pista, Refosco, Dario Rigo non ha cambi pronti e quindi si gioca con questi 5, mentre eccolo lì Santi Velasquez pronto, dai vai, e Vaghi chiude molto bene evitando che la pallina arrivi a Refosco con un bel taglio dal lato debole e quindi Seregno che si riprende il possesso. Edoardo Febbo che va da Vaghi,
Vaghi, mezza Veronica, poi non continua il movimento nel puntare l'area avversaria, si vede probabilmente raddoppiato e allora è tornato sui suoi passi e allora ancora Lazzari per Vaghi, si torna sul lato debole, aveva tanto spazio, poi è salito portando anche il proprio uomo. Attenzione, intanto Lazzari fra un gran lavoro, Checchetto! E ancora Reggio non ha ancora compiuto l'intervento, sono passati 8 minuti e 17. Adesso ancora Fiazza. Adesso il Valdagno. Adesso Fiazza riparte di là con Vaghi. Sempre 0-0. Attenzione in questo dai e vai! Bravissimo Re Fosco ad evitare che Fiazza impatta la pallina. Pietro Crosara sul secondo palo. Eccola qua la prima vera grande parata di Leonardo Reggio con il corpo. Bravo a evitare. Quindi diciamo le occasioni più o meno nitide sono intorno al 3-1 più o meno. Ma Seregno che è sicuramente molto più propositivo di questo Valdagno, molto meglio in questi primi 10 minuti, più aggressivo, fa più possesso palla, verticalizza e crea molto di più. Valdagno gioca molto più ragionato, forse anche per certi versi sotto ritmo. Qui c'è una palla trattenuta da Fiazza. E dunque la punizione mentre esce Cocco, no, esce Busato ed entra Vallortigara con Lazzari che va a recuperare e serve Velasquez. Dunque Velasquez Fiazza, Lazzari e Febo, questi 4 adesso in pista per il Seregno che ha già ruotato praticamente i suoi esterni tranne Tessarolo e Colombo, che però nel 2011 difficilmente lo vedremo entrare, anche se Giaroni in Coppa Italia gli ha dato tanto spazio. Lazzari, Re Fosco su di lui, Velasquez e Cocco, ancora Velasquez, Lazzari, tiro, la palla rimbalza sul secondo palo, poi Fiazza bravissimo in questo recupero, ancora Fiazza, bravo Mauro Fiazza ad allungarsi, ad avere quella guizzo per recuperare questa pallina, tante le palle recuperate dal Seregno. Lazzari legge molto bene Cocco che va a chiudere l'uscita dietro porta, Crosara con un gancio rischiosissimo e infatti Febo gli si frappone davanti e gli ruba la pallina. Si è un po' complicato la vita con quel gancio e non ha liberato. Attenzione a Velasquez, questa conclusione che Cheto salva, Seregno che va sempre al tiro. Adesso il Valdagno
che sfrutta gli spazi che si sono aperti in questa occasione con Vallortigara, conclusione di Cocco, palla alta, Velasquez lo guarda male perché era un tiro veramente brutto, nel senso che era molto scentrato e ha rischiato di colpire alla testa Velasquez, che se l'è cavata. Qui entra anche Tessarolo e dunque Tessarolo, Velasquez, Febbo e Piazza l'unico in pista sempre. Adesso Velasquez gioca con Tessarolo che esce da blocco, poi bravo Checchetto, finta e fa saltare la pallina alla sua sinistra, evitando l'intervento di Velasquez che era da solo davanti a lui. Metà del primo tempo che se n'è andata, sempre 0-0. Seregno sicuramente meglio del Valdagno in fase offensiva, ma partita che vive sempre sul filo dell'equilibrio. 5 secondi, pressione alta e time out chiamato da Luca Giaroni e non da pensavo da Rigo, invece il time out di Giaroni. Quello è il discorso, non tanto di andare sul tiro, però alzarsi un po'. Va bene, facciamo un po' di possesso, cerchiamo di giocarla giù anche e dobbiamo fare questa roba qua. Ho la palla qua, vengo, la porto, la do al mio compagno, vengo e ci buttiamo in parallela, ok? E proviamo la parallela e loro difendono alti, se no il lavoro che ha fatto Mauro è giù. La cosa più semplice del mondo, ho la palla qua, questo si deve buttare fuori, gli do palla qui e mi cambio dentro, lo difendono qua, e lascia tutto sto buco qua. Dai, è vero, raga, sta nel mezzo, devi tagliare il passaggio e tagliare, perché sta nel mezzo, c'è un passaggio veloce. Ok, avete sentito la parte tattica di Luca Giaroni, un timeout interamente impostato su quello. E direi anche correttamente, perché la lettura finora del Seregno in questo primo tempo è una lettura alquanto positiva. 11:56, alla fine sempre 0-0, una parata importante di Reggio, un paio, anzi 3 di Checchetto molto interessanti, e soprattutto l'occasione di Vaghi lanciato, che lo ha sbilanciato e poi ha sbagliato la mira. Ancora Piazza a recuperare un'altra pallina, Tessarolo che non pensa mai ad andare in porta, ma l'unica idea era quella di servire Piazza. Ora Cocco che ha una punta di velocità, Cocco va di là, mezza Veronica, poi scivola, si alza, guarda Davoli e ha perso anche lui un po' l'equilibrio. Velasquez centrale, Checchetto, tiro è uscito male a Santi Velasquez. Qua Febbo, bravo Crosara che fa saltare la pallina e ritorna in possesso, ma poi la lascia lì a Tessarolo. Lavora Vallortigara dietro porta, Vallortigara con Refosco e adesso sempre Cocco e Crosara. Non ci sono movimenti sulla panchina valdagnese, interviene col pattino bene Tessarolo. Scivola Velasquez, Cocco allo spazio, Reggio di posizione, la palla salta sulla stecca di Piazza. Velasquez era già lanciato, Piazza non è riuscito a partire, ora rifiata anche lui, esce Lazzari, gestione dei cambi e rotazioni di Giaroni per avere sempre la squadra fresca. Velasquez, Lazzari era arretrato, Febbo era arretrato. Velasquez è quasi riuscito a saltare l'uomo, Tessarolo in mezzo a due, Tessarolo fa tutto molto bene, e poi Checchetto, altra grande occasione. E quindi fallisce il testa a testa, il secondo testa a testa con Checchetto, ma Checchetto è un portiere forte, quindi vengono esaltate le qualità di Giulio Checchetto. E dunque Seregno che ha un'altra occasione, bravo Tessarolo, 1 contro 2, gancio contro gancio, salta, arriva dritto davanti a Checchetto, testa a testa, portiere
Valdagnese molto bravo. Ora Lazzari, c'è Velasquez, si va da Velasquez, Santi stoppa, poi cade e allora è Crosara attaccato ancora da un Lazzari catalizzatore di palline. Ancora Febo, c'è Velasquez, Febo, Checchetto, non c'era una linea di passaggio e dunque Crosara dentro e proprio Velasquez che va dall'altra parte. Là c'è Febo solo, Velasquez non lo vede. Qui il diagonale di Lazzari ancora vicino veramente a una grande azione. Santi Velasquez dentro questa palla per Tessarolo. Seregno che quando scende a ogni azione fondamentalmente crea un'occasione. Adesso il time out lo chiama Dario Rigo. A vedere sulle altre piste intanto i risultati, con il Rolle Bassano avanti 2-1 sul Montecchio e tiene Montebello 4-0. In Serie A1 il Folloni che sta vincendo a Grosseto il derby, il Lodi è sotto 3-2 a Novara, il Valdagno vince 3-0 con il Forte. Il Luzzi, Gavioli e Pinto per il Novara e poi Antonioni e Giovannetti che aveva firmato il parziale 2-2, poi Gabrielino Gavioli, il fratello di Davide. Invece trattiene Montebello 4-0 con le reti di Ardit, Luotti, Alberto Rigo, Andrea Poli. E così Roller Bassano è avanti 2-1 sul Montecchio, Ettore Barbieri e Alex Zordan, mentre per il Montecchio ha segnato Matteo Loguercio. Si riparte con il Valdagno Crosara, ma c'è Santi Velasquez e poi il raddoppio di Tessarolo e Tex a uscire con la pallina sulla stecca. Velasquez che cerca una linea di passaggio che non c'è, sale Vaghi, adesso Velasquez, Vaghi, Tessarolo e Lazzari, quintetto con rotazioni sempre nitide ed equilibrate per Giaroni, che in questo modo vuole mantenere sempre alto il ritmo e la squadra fresca. Velasquez a rovescio, Checchetto ancora ha trovato spazio per la conclusione. Santi Velasquez, ora Vaghi a lottare tra Crosara e Vallortigara. Crosara, poi Velasquez si scivola ancora, è la seconda volta che ne va giù dritto Santiago Velasquez, la palla è alta e Lazzari che spinge e crea un'accelerazione della superiorità. Checchetto, la palla è lì e arriva il gol di Santiago Velasquez. E dai, 18 minuti di pressione e di possesso con una forte superiorità da parte del Seregno. Il gol è arrivato, lo vedete, Gioele Lazzari accelera, Checchetto interviene e arriva tra due difensori trovando la battuta al volo Santi Velasquez e quindi è il suo gol in maglia seregnese numero 5. 4 lui e Tremolada, 3 Fiazza e Febo, 2 Lazzari in Coppa Italia, dei soli 16 segnati nelle 8 partite. Adesso Seregno che però ha un altro piglio, ma si sa, insomma, la Coppa Italia è una cosa, il campionato è un altro, ma in tutti i sensi, l'abbiamo visto in tutte le annate di A2, è veramente una pre-season di fase che serve per preparare e definire. Fatica a stare in piedi la Santi Velasquez, ancora adesso trova una linea di passaggio interessante per Vaghi, perché poi c'è Velasquez che in area nelle spizzate e coi tocchi al volo è bravissimo, l'abbiamo già visto anche segnare un paio di gol al Montebello, uno più bello dell'altro. Ora è proprio Vaghi. Lazzari per Velasquez che carica, tira, la chiude molto bene le gambe Vallortigara, Refosco scarica Vallortigara, palla con la deviazione di Lazzari che poi davvero esulta in faccia all'avversario, come a usanza fare un po' nell'hockey moderno.
per caricarsi così, un po' di, se vogliamo, neanche trash talking, ma qualcosa che ci va molto vicino a livello anche emotivo e dà carica e fiducia. Qui Tessarolo recupera un passaggio di facile lettura, non c'è una transizione perché il Valdagno è già rientrato, sono pronti Fiazza e Tremolada al cancelletto, 5:50 alla fine, Luca Vaghi e poi Lazzari, ancora Lazzari. Tessarolo lavora con un blocco contro Refosco, sportellate in mezzo all'area da Tessarolo e Refosco. Velasquez centrale, c'è un fallo di squadra proprio di Tessarolo contro Vallortigara. 5:41 alla fine e dunque falli di squadra, 3 contro il Seregno, 0 contro il Valdagno. Il gol di Santi Velasquez, il figlio del Mono. Ancora Valdagno, sale Refosco con 2 uomini in area che si aprono, adesso è Busato, c'è Refosco che deve ricevere davanti a sé Lazzari che attacca aggressivo, avete visto Lazzari su Refosco, Vallortigara che fa possesso, va ancora da Refosco, guardate Velasquez, l'aggressività di questo Seregno e poi di posizione Busato. Velasquez ha cercato un gancio ma era troppo attaccato, non c'era spazio, è un mini power play che dura 5 secondi, Refosco non riceve, Vallortigara che non ha la leziosità per andare a rifinire questo 4 contro 3, cercare dal lato scoperto una superiorità. Rientrato subito Velasquez, è scemata quella breve situazione di mini power play. Qui bravo Cocco, fa una media vuelta ma va di là perché recupera ancora Vaghi. Velasquez, ancora Velasquez, la conclusione, la palla è fuori e può ripartire il Valdagno con Refosco, scende, carica, va da Cocco, ancora Cocco. Adesso Busato per Vallortigara, blocco di Refosco, granitico, la conclusione di Vallortigara è più o meno credo il quarto tiro in porta del Valdagno in questo primo tempo, che per qualità sicuramente è il miglior primo tempo del Seregno in questa stagione. Aveva fatto vedere cose buone sia Valdagno che a Trissino nelle ultime 2 trasferte su 2 piste molto molto difficili. Trissino che ha veramente la seconda squadra della Serie A1, il Farm Team, ha un Trissino che ha veramente tanta qualità. Ora Marco Tremolada a ridosso dalla metà pista, centralmente va da Lazzari, il passaggio è troppo corto, l'errore tecnico da questa parte, incrocia il rovescio Vallortigara, questa forse è l'occasione più importante perché era un 2 contro 1 e l'incrocio di Vallortigara su rovescio, fuori 5 secondi, 3:14, time out di Luca Giaroli che probabilmente vuole un po' più di tranquillità da parte dei suoi. 3 minuti ragazzi, 3 minuti, facciamo un po' di possesso, però non possiamo rischiare di prendere magari dei contropiedi o delle ripartenze qua a metà campo. Giochiamola giù la palla, giochiamola giù, la giochiamo giù, ma però non dobbiamo stare lì fermi a palleggiare perché vengono a raddoppiarci. Diamo la palla giù, quest'altro viene dietro, si dà palla, se ci fanno giocare qua, giochiamo qua, 2 restano qua e 2 giocano qua. Se vengono, appena vediamo che vengono, la palla fuori e si ricomincia. Facciamoli fare questo, poi se stanno scadendo i secondi o se siamo in difficoltà con la pallina, non rischiamo passare il cazzo, la buttiamo giù, negli angoli, ok? Dai. Didascalico questo time out di Luca Giaroni, possesso, 0 ripartenze concesse, giocare palla alta e quindi ovviamente il classico gioco 2-2, 2 alti 2 bassi, in caso di pressione via palline negli angoli, insomma evitare magari passaggi di misura, ma quello di Tremolada forse è stato il primo se non il secondo passaggio sbagliato in tutto il primo tempo, quindi ci può stare, c'è sempre un margine così di errore tecnico che ci sta. Fiazza carica e trova la mano di Refosco e prende una pallinata secca sul braccio, fa malissimo e qui Fiazza tira ancora.
ma neanche il ghiaccio Refosco, un Highlander d'acciaio, ha preso una botta di fiazza sul polso, il guanto è funzionato esattamente come non aveva detto di fare Giaroni. Così si comportano i suoi ragazzi e incassano il gol dell'1-1, triangolo, prima vera azione offensiva di un certo peso, forse la seconda da parte del Valdagno, e arriva il gol. Vallortigara la mette di là e arriva proprio Refosco che aveva preso una pallinata sulla mano a 2,50 dalla fine. È sempre così, ragazzi, quando chiami e dici di fare qualcosa poi succede il contrario, non rischiamo 2 tiri da metà campo, teniamo la palla, facciamo possesso, sono partiti 2 tiri da metà campo, andiamo negli angoli e infatti centralmente 1-2-3 e 1-1 del Valdagno. È il classico davvero dello sport, quando esci dal time out possono accadere due cose: o esegui meglio le cose oppure provi, pensi a quello che ti ha detto il tuo allenatore e fai più o meno l'esatto contrario, cioè quello che ha fatto il Seregno in uscita dal time out. E ringraziamo il nostro Mauro Tettamanzi e Matteo Corbetta per fornirci il time out, che nel secondo tempo sarà sulla panchina di Dario Rigo, un aiuto veramente alla lettura della partita. Ora Vallortigara va da Refosco, contropiede perfetto del Valdagno, ora Busato che colpisce il palo, ma lì non c'era veramente spazio perché Reggio teneva la posizione. 1,51, 1-1 Velasquez e Refosco. Vaghi, Tremolada, dall'altra parte della pista c'è Fiazza che lotta con Busato. Quello che sta facendo adesso Seregno era quello che aveva chiesto di fare ai suoi ragazzi l'allenatore. Qui Tremolada col suo classico tiro a una mano, qui Vaghi che torna da Lazzari, mancano 3 secondi, palla lasciata al Valdagno Cocco. Refosco e ancora lui che riceve. Qui attenzione al Valdagno che va di là pericolosamente. Ora proprio Lazzari, sì, 10 secondi alla fine con una mano. Tremolada si gira a guardare il cronometro, la mette in mezzo e mancano 3 secondi. Il Valdagno ha la possibilità di andare a fare un'azione, così non è. Finisce 1-1 questo primo tempo. Noi ci sentiamo tra 10 minuti.
Bentornati dal Palazzo Maschile di Seregno. È il secondo tempo della partita tra Seregno e Y Sport Valdagno. Sempre Paolo Virdi a raccontarvela 1-1 la prima frazione. Velasquez e Refosco, primo tempo in cui Seregno ha giocato un'ottima partita, ha creato veramente tante occasioni. Giulio Checchetto è stato come al solito ottimo protagonista, veramente battuto in un'occasione in cui con una seconda palla, adesso qua Lazzari arriva a chiudere la diagonale su un bel passaggio, non c'è però in porta Checchetto, ma c'è Giovanni Cunegatti tra i pali. Cunegatti, Cocco, Crosara, Busato e Refosco, Lazzari, Fiazza, Febbo e Marco Tremolada davanti a Leonardo Reggio. Leonardo Reggio che ha compiuto non più di 3-4 interventi, uno solo veramente importante, ma il gol insomma è arrivato nel finale, una bella triangolazione su un tiro ribattuto di Fiazza. Adesso Crosara attaccato da Febbo, va fuori da Cocco ancora per Busato, scivola Crosara e poi Lazzari rifinisce per Tremolada, va di là Tremolada, ancora Fiazza per Tremolada, Febbo, ancora Tremolada, una mano, gran lavoro, questa è una giocata con l'accelerazione, il gioco a una mano di Marco Tremolada che fa valere tecnica e fisico. Qui poi Crosara si allaccia con Lazzari, ne parte un 3 contro 3 dall'altra parte con Febbo che devia questa pallina. Sono rimasti allacciati adesso Febbo e Tremolada, la lasciano lì, Crosara riparte, Tremolada la gioca da terra. Attenzione che stanno discutendo Tremolada e Febbo e può andare di là al Valdagno, situazione negativa. Ora Tremolada va su Busato, manca un cambio e poi due volte un momento in bambola del Seregno, momento di bambola totale dove sono saltate non una ma due marcature difensive. Qui Cocco spinge Fiazza, fallo di squadra e poi va a togliere la stecca da dietro la schiena. E adesso inizione all'angolo per il Seregno, no, vertice alto, Lazzari, c'è Tremolada che commette fallo in attacco e andò a spingere Cocco. Adesso si è alzata anche il livello di intensità, bravo Tremolada a recuperare questa pallina, gancio contro gancio, rovescio e poi è bravissimo Cunegatti a intervenire. Quando dico Cunegatti ho sempre una certa dose di pelle d'oca. Ora Febbo, ancora Febbo con proprio Tremolada, interviene Giovanni Cunegatti e va a respingere però con la stecca fuori dall'area e quindi punizione al vertice alto dell'attacco del Seregno, vertice alto di sinistra, Marco Tremolada e Edo Febbo. Su fase di stanca c'è stato un momento davvero in cui il Valdagno poteva osare qualcosa in più. Un momento, l'unico, il primo momento di defiance del Seregno. Tremolada lascia sfilare e Busato va di là, ancora Busato sul secondo palo e sbaglia, un gol già fatto Crosara, forse un po' se dopo riusciamo a vederla Matteo, attenzione, di là Fiazza, la deviazione, palla alta, vediamo, riusciamo a vederla subito Matteo, vediamo se abbiamo un replay perché l'ultima parte di azione ci vedete che c'è Lazzari che taglia un po' la strada a Crosara con l'intervento poi di Reggio e quindi occasione colossale per il Valdagno. Valdagno che ha davvero creato di più in questi primi 3 minuti del secondo tempo che nei primi 25, ma non è che
sorprende, squadra con tanta qualità, il Valdagno. Ora Cocco inseguito da Fiazza, Cocco va lì, tocca la palla e poi Crosara interviene. Vediamo cosa dice Davoli, che credo che aspetti Cocco per ammonirlo. Cocco è caduto. Io credo che Davoli vada ad ammonire Cocco per simulazione. Non ti devi buttare. Davoli gli ha detto non ti devi buttare. Vediamo un po'. Rivediamo. Lo tocca Fiazza con la stecca, però il contatto c'è stato. Poi la pallina Fiazza la tocca, ma è un contatto 1 contro 1, quindi il contrasto c'era. Pallina pericolosamente nella un momento davvero di tensione. Una partita che ha avuto un primo tempo piacevole, adesso c'è un po' più di Febo. Ora Crosara per Busato e Febo tocca la pallina e recupera molto bene. Marco Tremolada per Lazzari. Fiazza si ferma per portare un blocco, poi restano allacciati lui e Refosco. Adesso sì, l'intensità si è alzata. Non mi stupirei se vedessi partire qualche cartellino da qui a breve, perché si inizia un po' a giocare anche un po' con un po' troppa malizia rispetto al primo tempo. È solo la prima giornata, ma la posta in palio è veramente alta, e comunque sono due squadre i cui 3 punti fanno stracomodo. Ora Fiazza recupera Refosco, qui non fischia niente Davoli, poi c'è del caos, va per terra Refosco, ritocca Fiazza, la palla è dietro l'area. Adesso Davoli consente anche tanta fisicità, quindi partita nervosa. Non ha più il ritmo e la scorrevolezza del primo tempo, e dunque ora ci sono più contatti, più fischi. Qui Febo arriva troppo veloce, la fase difensiva che salta, e poi Fiazza che recupera. Velocissimo Febo incontro l'avversario, mezza finta, ovviamente era battuto. Poi Febo che riparte, salta bene Lazzari, poi Febo ha una mano, poi Cunegatti distinto, Febo e distinto Cunegatti. Ora si agganciano ancora Crosara e Lazzari. Uscendo Davoli a breve, un blu lo potremmo vedere. Fiazza, Lazzari porta un blocco, sale Febo. 19:55 alla fine, è lunghissimo, ci gioca a volte quasi come se mancassero 2 minuti. La palla sull'esterno della rete, c'era uno spazio tra il palo e Cunegatti. Il raddoppio di Febo su Refosco, palla a 2. C'è Vaghi pronto al cambio. Palla che salta fuori e arriva a Cocco. Attenzione Crosara, poi Marco Tremolada che si dimentica. Refosco, la deviazione, vicinissimo al gol il Valdagno, che veramente nella ripresa è andato molto più vicino al gol che nel primo tempo.
Qua scipa una pallina Lazzari, c'è Fiazza e Lazzari, Fiazza sul rovescio, allarga troppo, era già rientrato tutto il Valdagno. Lazzari qui tocca la pallina perché prende la pallina piena, però c'è Refosco per terra. Credo che abbia preso una vecchia, come si può dire così, per essere chiari, una botta sul quadricipite femorale destro. Matteo, hai per caso fallo? Sì, prende proprio una vecchia secca sul muscolo e quindi il buon Refosco che si è dannato l'anima finora. E dunque dolore lo sente come Refosco che esce, anche perché sono intervenuti i sanitari, quindi entrare Vallortigara, Nicolò Vallortigara al suo posto. Sì, una vecchia ha preso, ok, questo poi insomma col tempo si scalda e passa. Un massaggio da parte del fisioterapista, del dottore, credo. Ok, qui Cocco che salta, Febo va da Crosara ma con un passaggio sbagliato perché Crosara si era centrato, passaggio fuori misura, Tremolada per Febo, lo stop ma la pallina gli salta nel giro opposto, la recupera Lazzari che la lascia ancora, abusato. Due occasioni ipotetiche enormi per il Seregno con un passaggio in diagonale, lo stop di Febo male e poi Lazzari che recupera ma c'è l'ennesimo errore tecnico con una pallina stoppata all'indietro. Vero che il passaggio per Febo era abbastanza forte, abbastanza violento. Ora gira dietro porta, Vallortigara gliela tocca Reggio. Punizione dall'angolo. Alla fine qui va a lungo Tremolada e quindi può attaccare Crosara e Busato davanti a sé, Febo ancora Busato, Febo scippa l'ennesima pallina di questa partita, attitudine difensiva ottima per Febo così come per Lazzari. Qua stoppa male invece Febo, poi va a recuperare una pallina su Crosara pulitissima, bravo Febo, l'errore, poi Febo, la palla che scivola e il salvataggio sulla riga da parte di Busato. E dunque Rigo, ho sentito dire la porti giù, la perdi, ho sentito solo questa frase nonostante abbia sulle cuffie il vocione di Dario Rigo. Qui vedete Febo, eccolo qua, replay, gancio, guardate la palla sta entrando, è arrivato Busato a salvarla sulla deviazione di Giovanni Cunegatti, mentre Leo Reggio va a pulire la visiera, 17-11 alla fine. Adesso il Valdagno, 17 al termine, con Cocco, Vaghi su Cocco, gli sradica la pallina e poi Cocco in emergenza, vedete, va a perdere la sfera nell'angolo, chiedendo scusa ai compagni, determinate la prima aggressività da parte di Luca Vaghi.
che è andato a costringere Coco all'urgenza. Occhio perché Giovanni Culegatti la lascia lì, Crosara se ne libera e poi questa bella azione da parte di Coco, palla alta, c'era forse spazio lì per battere Reggio che aveva coperto bene il suo palo di sinistra. Ora Vaghi e Lazzari, dello spazio Lazzari e poi Cunegatti interviene. Ora Cocco, c'è Valortigara sul secondo palo. Ancora Febo su Crosara e Busato. Cocco va ancora da Crosara, sempre 1-1. Primo tempo con un segno un po' più preciso, forse più veloce nelle giocate. In questa ripresa è così un po' più nervosa, si sente la tensione. Manca un quarto d'ora alla fine, sempre 1-1. Ora Cocco, rovescio e poi Reggio con classe a respingere. Febo la fa saltare, poi trova la spinta di Valortigara. Busato chiama Valortigara all'angolo e poi va da Cocco. Falli di squadra, pensate 1 commesso dal Valdagno e 4 dal Seregno. Partita correttissima, Valortigara ha un'ottima pallina, poi si libera di Lazzari, ma arriva Vaghi a chiudere ancora una volta. Qui Febo riesce a stoppare la palla, poi Refosco è bravo nella lettura, lotta noi due, tampona Refosco, poi occhio perché sul secondo palo arriva Fiazza a tagliare fuori Valortigara su questa bella azione del Valdagno che cerca sempre l'uomo sul secondo palo. In questo caso è arrivato Fiazza a tagliare Lazzari a tagliare fuori l'avversario. Ora Febbo, io credo che ci sarà qualche cambio tra un po' perché è tanto che questi 4 sono in pista. Infatti c'è Tessarolo e Santi Velasquez pronto. I Lazzari per Busato che recupera. Occhio a Valortigara che salta a Fiazza, arriva ancora Lazzari a fare contenimento. Gioele Lazzari, fallo di squadra. Lazzari ha una sola espressione, poi va in panchina, entra Velasquez al suo posto, entra anche Tessarolo e restano in pista Fiazza Vaghi. Time out di Rigo, sono fuori dalla porta del microfono, va bene così. Si riparte col Valdagno. Palla in profondità e ancora Refosco davanti a sé. Vaghi, c'è Busato, adesso c'è veramente molto meno ritmo. Fiazza, una volée davanti a Reggio, davvero grande personalità per il capitano, il numero 3 Seregnese. Questa gran palla per Tessarolo, invenzione di Fiazza, un lampo
in questi ultimi minuti così abbastanza convulsi di Piazza. Tessarolo devia, è bravo, è reattivo Giovanni Cunegatti, che va a togliere questa pallina che sì era centrale, ballonera di facile lettura. Ce l'hai? No, Matteo Corbetta no, sì, si può andare a vedere. L'idea proprio di Piazza, il taglio di Tessarolo dal lato debole che spunta alle spalle di Cocco, bravo a tenere la posizione Giovanni Cunegatti. Azione molto intelligente quella del Seregno, sia il timing del taglio di Tessarolo che quello del passaggio di Piazza. Vaghi che non va da Tessarolo ma gioca 1 contro 1, bravo poi ad evitare il raddoppio, la conclusione di Tessarolo, bravissimo Vallortigara che a mezza altezza stoppa, riparte Reggio, gran numero con la stecca di Vallortigara che ha stoppato una pallina a 80 all'ora e poi è riuscito a indirizzarla verso la sede per la ripartenza. Bravo a posizionarsela, andare di là. Velasquez contro tutti. Velasquez poi si perde in una Veronica, era in mezzo a 3 avversari, c'erano veramente 2 centimetri quadrati di spazio e muore lì l'azione dell'argentino. Adesso Busato per Cocco e c'è Refosco di qua che insomma la vecchia l'ha già assorbita, ha giocato una partita vero di carattere. Refosco mostrato di essere davvero giocatore con tanta intensità. Qua Piazza tocca a Cocco e poi Busato. Refosco che è un classe 2001. Adesso Cocco, palla esterno, parte esterna della rete, palla 2. Le altre gare del girone: Sandrigo avanti 4-3 a Trissino, tiene Montebello 7-0, Roller Bassano Montecchio 3-1. Più o meno così questi erano i pronostici, abbastanza diciamo rispettati, così come l'equilibrio di questa gara. Entra tra poco Giacomo Baucrisciotti, anzi entra ora al posto di Busato. Baucrisciotti è giovanissimo, classe 2009 come Vaghi, occhio proprio Vaghi che è al possesso della sfera, giocatore molto tecnico. Va lui su Tessarolo, anche fisicamente è cresciuto Giacomo proprio dall'ultima volta in cui mi è capitato di incrociarlo. Ora Tessarolo per Vaghi, laterale di sinistra davanti a sé Refosco. Tessarolo punta, Cocco va da Vaghi e si cambia lato. Velasquez con Gioele Lazzari che lavora in mezzo all'area, ha visto uno spiraglio Velasquez e poi si lamenta. Tessarolo gli dice ok. Mentre ci sono Pesavento, Marzonetto, Olmos e il Cacu Velasquez in tribuna, ovviamente Velasquez familiarmente interessato per vedere il fratello Luca Vaghi, e poi insomma Pesavento che ha una grande familiarità con l'Argentina. Monza ieri sconfitto 2-8 dal Trissino, ha giocato una partita stellare. Trissino riduce 4-4 di Barcellona, qui 4 rigori sbagliati, parati da Bruno Sgaria, così per dire. Ora il Cocco va in verticale, è proprio Baucrisciotti, va a lottare con Lazzari e Tessarolo, e bravo ancora Bau a liberarsi. Cocco al limite, rovescio, doppia ribattuta e poi Refosco. Lazzari stoppa tutto, Tessarolo può andare contro Cocco, sfida tra numeri 7. Poi scarica per Velasquez, ancora Velasquez che apre, Vaghi da metà pista, si cambia lato ancora una volta, lato debole, Lazzari dentro, bravissimo, attenzione Cunegatti che stava per fare un errore enorme perché l'ha stoppata e poi l'ha lasciata lì a Tessarolo, se l'è cavata qui Cunegatti con al suo leggerezza nella ripartenza. Fallo di squadra contro il Valdagno, è il secondo, 6 contro il Seregno, quota 10 ancora lontana, ma mancano 10 minuti meno un secondo, 9:59. Santi Velasquez che chiama il blocco e colpisce l'incrocio dei pali con una botta terrificante. L'incrocio colpito
da Santiago Velasquez, che poi ha rischiato la pallina anche di colpire un signore anziano in tribuna. Guardate l'accelerazione, la botta all'incrocio, clamoroso, sfortunato da parte e adesso arriva Tessarolo a recuperare questa pallina, poi lotta sotto la balaustra, non si vede più niente, che le balaustre sono alte. Velasquez, Vaghi, poi Velasquez si trova contro Cocco, Cocco addomestica questa sfera. Adesso cerca andai e vai, e ancora Velasquez, si apre Vaghi a destra, a sinistra, Lazzari a destra, Lazzari dentro, bravissimo, Pietro Crosara si è messo lì, ha fatto ripartire, occhio perché va di là, il Valdagno, Reggio con la palla che resta lì, la domestica col guanto e va da Tessarolo, non è riuscito ad andare sul secondo palo, c'era Pietro Crosara, ripartenza fulminea del Valdagno, palla, passaggio di 30 metri da Tessarolo a Vaghi che porta già il Seregno nella zona offensiva. Velasquez, ancora Velasquez, gira dietro a Porto e Santiago, c'è Vaghi che fa movimento in area, poi c'è tanto spazio, Lazzari da lì a tiro e può esserci la deviazione di Velasquez che in mezzo all'area con la stecca, il figlio del mono ha tanta qualità, lo ha già fatto vedere più volte in stagione. Ora conclusione del tiro, Lazzari che la tiene lì, Vaghi che libera frettolosamente proprio per Lazzari, autore di una grandissima partita Gioele Lazzari, ma tutto il Seregno ha giocato una grande gara questa sera, la migliore in assoluto di questa stagione. A Tessarolo, la palla lunga, Velasquez affondato da parte di Baucrisciotti e Davoli lascia correre, ha lasciato molto correre Andrea Davoli in questa seconda parte dove c'è stato sicuramente una fisicità maggiore, tante mani addosso, tante situazioni così di insomma figlie della tensione, ecco. Ora Baucrisciotti va verso il fondo, a Crosara, taglia bene Cocco, Reggio davvero inscalfibile, ancora Crosara fuori, Refosco, si aprono i suoi e Busato può rientrare, non so per chi, se darà del fiato. Ah sì, adesso c'è il cambio, Busato al posto di Cocco che ha giocato tantissimo, così come Refosco e Crosara. Occhio Valdagno che poi da gennaio avrà anche le prestazioni di un giocatore come Enea Pasquale. Adesso Crisciotti fuori per Busato, mancano 6 secondi alla fine, una palla morbida dentro, Crosara attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Ancora Velasquez, la palla colpisce il palo esterno e ancora Seregno che sfiora il gol. Ora Busato prova ad andare di là, 6:26 alla fine. Refosco davanti a Vaghi, ancora Refosco, ancora Reggio, molto bravo e reattivo Leonardo Reggio, riduce da 2 partite enormi. Attenzione Tessarolo, abbattuto da Baucrisciotti. Questo era qualcosa più di un blu, anzi qualcosa non di più non di meno di un blu. Il replay grande, Matteo Corbetta ormai capisce bene di questo spot. Andiamo a vedere, Tessarolo si sposta e poi con la gamba a sinistra è netto lo sgambetto a Tessarolo, allarga proprio la gamba. Questa è un'azione di Tessarolo che non è riuscito a deviare quel tanto che basta la pallina. Questi sono i replay di queste azioni del primo tempo. Il problema di avere un arbitro solo in Serie 2 è anche questo, che certe situazioni diventano difficili da valutare, perché quando hai un arbitro solo fai fatica con 2, figurati uno, quindi insomma diciamo si affibbiano a volte delle responsabilità al fischietto
Eccolo qua, qui viene nettamente abbattuto, questo è cartellino blu, senza tiro diretto perché c'era dell'uomo in difesa, quindi non c'è più tiro diretto, però qui sanzione ci stava tutta, tutta, tutta. Sbaglia Davoli come sbagliano i giocatori in pista, quindi insomma l'errore parte essenza umana, quindi, e in quel fischio c'è davvero tutta la difficoltà di dover valutare in una frazione di secondo un intervento, e quindi a volte quando comunque si fanno i giudizi bisogna veramente poi filtrarli. E Davoli è andato a reverguire prima Giaroni e poi la panchina di Rigo, non Rigo ma la panchina, senza tirare fuori i cartellini, verbalmente, con serenità, insomma, ha detto di essere meno agitati. A entrambi 6-0-5, una partita che adesso questo time out ha un po' così forse raffreddato le acque, una traversa un po' all'esterno di Velasquez, un paio di interventi di Reggio dall'altra parte, Valdagno sicuramente più propositivo in questa ripresa dopo un primo tempo, possiamo dire, dominato dal Seregno, qui Reggio, una gran parata, poi chiede scusa perché, attenzione, Tessarolo, ancora con la deviazione esattamente con Fiazza, fotocopia di quella in precedenza, Tessarolo che passa e prova il tocco al volo sul passaggio di Fiazza, timing di Fiazza e Tessarolo che ormai comunque sono 3 anni che giocano insieme, quindi hanno quell'affinità che si ha da tanto tempo, e poi va Reggio a chiedere di pulire la maschera, sempre 1-1. Mentre nelle altre partite il Sandrigo ha vinto a Trissino 4-3, avanti 4-1, ha subito 4-0, era avanti il Trissino, il Sandrigo ha subito i gol di Boscaro, Lanaro e Giovanni Lanaro e Tognetti, e poi l'ultimo minuto e 27 in questa Trissino Sandrigo che sì, è un derby, sono da due parti ben divise, sapete, Trissino e Valdagno dalla parte dell'Agno, dall'altra parte i derby sono Sandrigo, Breganze, Tiene, Montecchio, sono quelle insomma così attaccate, poi ci sono i derby storici come Bassano e Valdagno, quelli un po' più sentiti se vogliamo, comunque in ogni caso ovviamente sono, tranne le partite in cui giocano con Reggio e Seregno, tutte le altre sono derby vicentini, è così la geografia hockeyistica del 2026. Ora Lazzari recupera questa pallina, arriva Fiazza a rimorchio, Fiazza, la palla esce, grande occasione di Fiazza in una ripartenza. Adesso ancora Velasquez, Lazzari, ancora Lazzari per Tessarolo, la tocca dentro, (10 secondi che passano e Seregno che recupera a 4,34). Ancora Velasquez, ora Tessarolo che recupera pallina, Lazzari la deve rincorrere, poco meno di 4 minuti, Lazzari va da Fiazza, Refosco che lo attacca, ancora Fiazza per lo stesso Lazzari, era adesso sul filo della tensione, Tessarolo nell'angolo, poi attaccato da Crisciotti e Refosco, bravo Crisciotti a uscire, e poi viene cambiato con Cocco. Crosara per Refosco,
al triangolo dentro la chiusura con Velasquez. Fiazza arriva giù, la conclusione di Velasquez a lato, Tessarolo che va a lottare, poi Fiazza la recupera ancora Lazzari. 180 secondi alla fine, sempre 1-1, 0-0 in questo secondo tempo, 1-1 nel primo, con le situazioni di il gol di Velasquez e quello di Refosco. Tessarolo, ancora Tessarolo, e giù questa pallina, Musato va da Fiazza, un colpo nel costato Fiazza probabilmente. Adesso qui c'è un doppio blocco su Tessarolo, Velasquez che si libera, ancora Velasquez, libera Tessarolo da fuori, conclusione, e poi è Cunegatti. (2:21) Vallortigara rispedito in pista da Rigo. Refosco, Vallortigara, Cocco e Busato. Non c'è Crosara in questi ultimi 2 minuti, ma insomma ha giocato quasi tutta la partita, credo, Pietro Crosara. Refosco parte centrale e poi Reggio che esce in pantaglia, un gesto tecnico che più lo contraddistingue, di cui più si fida nei suoi interventi. 1:53, ancora Cocco, arriva Velasquez, duro, e consente il recupero di Tessarolo. Velasquez è solo, l'incrocio, il tiro e la palla sulla riga, clamoroso, a 100 secondi dalla fine, incrocio interno di Velasquez, pazzesco, sfortunatissimo Velasquez, 2 incroci dei pali, davvero incredibile. Matteo, mi fai rivedere l'ultimo incrocio? Davvero incredibile la giocata, vedete, resta da solo, si gira, la palla colpisce l'incrocio, la schiena di Cunegatti e non entra. Incredibile, incredibile, davvero incredibile. Cioè, di solito 99 su 100 quelle palline toccano l'incrocio, la schiena del portiere, entrano in porta. Seregno ha veramente un conto aperto enorme con la fortuna. Adesso Velasquez, un Cocco, davvero incredibile la sfortuna del Seregno, con la pallina che colpisce ora il Valdagno, va di là, Fiazza recupera la pallina, 1:08, è Febo con Velasquez, Lazzari, Fiazza, ancora Velasquez, Fiazza, Lazzari. Adesso 50 secondi alla fine, ora Velasquez taglia Febo, 40 secondi alla fine, Seregno che fa possesso, taglia Velasquez e la palla esce di un niente. Ancora Santi Velasquez, un fattore in attacco, e adesso prova a risolvere a Febo. Incredibile, la pallina che non entra su una giocata. 3 situazioni di Santi Velasquez, 14 secondi alla fine, Febo che recupera, ancora Febo prova a metterla in mezzo, il Valdagno chiude molto bene, poi Velasquez, mancano 3 secondi, fischio per una palla a 2. Incredibile come il Seregno abbia rischiato e meritato di vincere questa partita. 2 incroci di Velasquez e la sirena finale che sancisce l'1-1 di questa partita. Il Seregno ha giocato molto bene. E dunque
1-1 che va stretto alla formazione di Luca Giaroni, e dunque pareggia la prima casalinga. I gol restano quelli del primo tempo di Santi Velasquez e poi successivamente il pareggio di Refosco, e dunque 1-1 poi l'incrocio, i due incroci colpiti da Santiago Velasquez nel finale. L'argentino un fattore in zona offensiva, e Seregno che sblocca la classifica, comunque un punto, e comunque ha fatto vedere davvero di riuscire a giocare per quasi 50 minuti su ottimi livelli. Adesso domenica il Seregno andrà a Correggio, e poi invece qui torneremo il 13 dicembre per Seregno Sandrigo, partita molto complicata. Sandrigo è veramente un'ottima squadra, e poi dopo il 21 dicembre il Seregno andrà a Montebello. Direi questo è tutto. A Paolo Virdi un saluto anche a chi ci ascolta, agli amici di Valdagno che ci ascoltano. Questo è tutto, ci sentiamo tra 2 settimane, arrivederci.